mio amore per il mare nasce nel 1979, quando vinco un concorso e inizio a frequentare il Collegio Navale Francesco Morosini di Venezia. Diciamo che il mio amore per la marina e per il mare è nato in quel momento, quindi nel momento più spensierato della gioventù. E poi quando mi è nata l'occasione ho conosciuto l'equipaggio della barca Pegaso, ho trovato bello, divertente, appassionante cercare di stargli vicini con un po' del nostro vino che produciamo qui a Butrio. Si impara ad accettare tutti i lati negativi di chi ti è vicino, si impara a dimenticarli velocemente, ad apprezzare i lati positivi, si impara a soffrire insieme, si impara a capire che se si è uniti qualunque tipo di sofferenza o di fatica non ha nessun problema, perché si riesce a risolvere in gruppo qualunque tipo di problema. In barca si crea un rapporto con il resto dell'equipaggio che difficilmente si può replicare in altri ambienti. Lo stare insieme per molto tempo in spazi molto stretti, la capacità di capirsi con un solo sguardo sono cose che è una palestra di vita indubbiamente. Il vento è tutto nella navigazione a vela, il vento è una delle cose belle della vita, il vento è quello che ci permette nelle giornate calde al mare, permette di sopravvivere meglio, il vento è quello che ci pulisce il cielo e ce lo rende più limpido, il vento è bello.